Appassionati di hockey pista, buonasera a tutti, ben collegati al Palasport Giuliano Tori per la terza di campionato di Serie A2 Girone B, hockey Sarzana contro Startit Prato. Un saluto a tutti da Lorenzo Venè. Due squadre che dopo meno di un mese tornano ad affrontarsi, infatti si erano affrontate nella doppia sfida nel girone di Coppa Italia, Sarzana e Prato, una vittoria per il Prato giocata in Toscana, mentre i rossoneri vinsero il ritorno qui al Palatori appunto meno di un mese fa. Andiamo subito a sentire le dichiarazioni dei due mister nel prepartita. Sarzana contro Prato, una partita, due squadre che si sono affrontate meno di un mese fa nella Coppa Italia e tornano ad affrontarsi in questa terza di campionato. Cosa si aspetta dalla gara di questa sera? È una partita senz'altro combattuta, noi veniamo da due sconfitte le prime due giornate e non è stato un avvio semplice per noi, siamo qui per cercare di fare i punti, non ci nascondiamo, ne abbiamo bisogno, la squadra si sta allenando bene in settimana e i risultati invece stanno un po' leticando. Quanto mi riguarda Sarzana, l'ultima volta è stata una partita molto combattuta, non siamo stati bravi a essere sempre dentro la gara, questo sarà l'obiettivo principale perché anche la scorsa giornata contro Castiglione abbiamo fatto un'ottima partita per quasi tutta la partita, per 43 minuti e poi ci siamo sciolti un po' nel finale. Le partite durano 50 minuti e dovremo essere determinati e soprattutto bravi nei momenti importanti della partita. Certo, partita complicata, quella citata contro il Castiglione in cui il Prato era addirittura in vantaggio 3-2, poi rimontato al risultato finale 7-3. Questa sera il Prato dovrà fare a meno anche di Andrea Poli, uno dei giocatori forse più uno dei pilastri della squadra. Sì, un veterano nostro, è arrivata una squalifica nel finale un po' convulso della scorsa partita, appunto, hai detto bene, eravamo in vantaggio sul 3-2 e lì, come dicevo prima, non siamo stati bravi nei momenti importanti perché sul 3-2 abbiamo sbagliato diverse palline per poter allungare e loro sono stati bravi con giocate individuali poi a ribaltare i risultati. Queste due squadre, come hai detto, che si sono affrontate in meno di un mese fa, questa vicinanza tra le due sfide come influenzerà la gara secondo te? Ma non tanto, perché alla fine ci conosciamo, insomma, anche l'anno scorso e sappiamo che è una partita difficile e Sarzana più o meno sono uguali, gli stessi giocatori, ma è cresciuto molto e sappiamo che sarà difficile. Eccoci con mister José Vianna nel prepartita di Sarzana contro Prato, terza di campionato. Due squadre che si sono incontrate meno di un mese fa, si ritrovano ad affrontarsi in questa terza di campionato. Cosa si aspetta dalla partita di questa sera, mister, dopo che abbiamo visto queste prime due gare di campionato sia per il Sarzana 3 in realtà, e queste due per il Prato? Diciamo che mi aspetto una partita dura come l'ultima. Sebbene abbiamo vinto l'ultima partita, eravamo tutti al completo, adesso non siamo al completo, però comunque stiamo bene, si deve continuare a fare, dobbiamo continuare a macinare il gioco come lo stiamo a fare, come lo stiamo facendo, quindi non è che non sono preoccupato, però sì sono un po' in attesa a vedere come partiamo dall'inizio in questa partita praticamente. Spero molto bene perché i ragazzi stanno bene, con molta voglia di fare e quindi spero di vincere, speriamo di vincere e continuare a fare bene. Sarzana che non è al completo, abbiamo visto dai convocati, manca Alessandro Ungari che appunto ha riportato questo infortunio da quest'ultima trasferta. Come sta Ungari? Bene, sta facendo la fisioterapia adesso in questa settimana, lunedì già riprende gli allenamenti. Ieri si è infortunato anche Vanello, che è una frattura alla caviglia importante che lo terrà fuori quasi un mese e per noi è tanto perché stava crescendo, ci stava dando una mano veramente importante alla squadra. E poi va bene, Lavagetti e Pistelli che sono stati fermi questa settimana per raffreddore e oggi speriamo di tenerle almeno al 50%, e già per me è sufficiente. Sarzana arriva a questa partita dopo un weekend complicato, due trasferte difficili in cui
non è riuscito a trovare punti contro due squadre difficili, Matera e Salerno, ma soprattutto mancavano anche tre titolari importanti. C'è da dire una cosa positiva di questo weekend, i giovanissimi che hanno trovato tanto tempo per giocare, tanto tempo in pista. Sì, al di là di trovare il tempo lo hanno fatto molto bene, io sono molto contento, penso che la società quando mi ha chiamato per far crescere era questa la idea. Siamo tutti, il gruppo in generale, siamo tutti molto contenti, molto soddisfatti di quello che hanno fatto, non si sono tirati mai indietro, dal portiere che era l'esordio con 16 anni, più gli altri tre che sono piccolissimi, hanno giocato contro Matera quasi tutto il secondo tempo, l'hanno fatto di una maniera molto bene, al di là del risultato. Di quello che ti posso dire, credo che ho sbagliato io forse l'approccio di come gestire certe cose. Però va bene, sono dopo 36-37 anni come allenatore, uno continua a imparare, tutti i giorni continuiamo a imparare. E queste erano le parole, le dichiarazioni di mister José Vianna. Intanto qui al Palatori le due squadre sono già prontissime per iniziare, nonostante i pochissimi minuti di anticipo ci sono già disponibili quintetti in pista per mister Bianchi del Prato. A disposizione il quintetto titolare di stasera vede Francesco Vespi, Lorenzo Capuano, Alberto Capuano e Tommaso Benelli e Maurizio Baldesi, mentre quintetto che darà il via alla gara per il Sarzana vede in porta Alessio Perroni, davanti a lui Andrea Perroni, Angeletti, Lavagetti e Tognacca fuori, quindi i due capitani in questo inizio di gara. C'è già stata la prima conclusione del start ipsato da lontanissimo, tiro che però non può infastidire Perroni, troppo alto sopra la traversa. Riparte allora il Sarzana. Ok, Sarzana che arriva questa partita con due assenze importanti, come citato da mister Vianna, l'assenza di Alessandro Ungari dopo aver riscontrato l'infortunio alla spalla a Matera, che lo ha tenuto fuori praticamente tutta la settimana, ma sembra si stia già fortunatamente riprendendo. E oltre a lui intanto però la rete, prima rete dell'Hockey Sarzana messa a segno da Alessio Lavagetti, aveva realizzato nella scorsa gara di Coppa contro il Prato, realizza anche stasera portandosi a casa l'1-0 dopo appena 38 secondi, 38 secondi. Dunque 1-0 per l'Hockey Sarzana nel primo minuto di gara, grande imbucata dei rossoneri realizzata da Angeletti e Lavagetti, un duo sempre più letale nelle ultime prestazioni. Dicevamo assenze per i rossoneri, oltre a Ungari manca stasera anche Carlo Vanello, che ha riscontrato un infortunio alla caviglia che evidentemente lo terrà fuori almeno un mese. Ok, Prato che invece questa sera si trova a giocare senza Poli, Andrea Poli che nella scorsa partita contro il Castiglione ha subito l'espulsione per proteste, cartellino rosso per proteste, dunque assente questa sera. Parte allora il possesso palla del formazione pratese per destabilizzare la difesa rossonera. Qui il passaggio in avanti per Lorenzo Capuano, che però ha chiuso all'angolo, non riesce a mantenere il possesso palla, recuperata quindi dai rossoneri. Lavagetti in avanti, però in avanti con il passaggio, però lontano da Tognacca, che in ogni caso riesce a recuperare, pallina però recuperata già dai pratesi. Benelli nel dietroporta a combattere contro Lavagetti, ecco che il numero 77 riesce a recuperare pallina, serve Perroni, Andrea Perroni per Tognacca, dentro l'area si allarga ma non riesce a superare bene la stecca di Lorenzo Capuano. Ripartenza allora del Prato, il tiro di Baldesi che rimane però raso terra e non riesce a superare il coetaneo Alessio Perroni. Ecco un'altra conclusione
due giocatori, Perroni e Baldesi, che hanno giocato contro praticamente durante tutto il periodo delle giovanili, si trovano ad affrontarsi anche questa sera, entrambi classe 99. Tanto primo fallo di squadra commesso dai rossoneri. Riparte dunque il Prato, sempre con Baldesi, seguito da 3 uomini, pallina in mezzo per Alberto Capuano, un'altra conclusione, la pallina finisce dentro. Rete realizzata da Alberto Capuano, grande ingenuità qui dei rossoneri che con 3 difensori si sono fiondati sulla pallina, su Baldesi, e sono rimasti liberi due giocatori del Prato dentro l'area. Alla fine Capuano riesce con questa pallina, seppur sporca, a superare bene Perroni. Tanto già ripartito il gioco, in avanti il Prato con Benelli, in avanti per Capuano, Baldesi si butta in mezzo. La conclusione di Tommaso Benelli sull'intervento di Baldesi, non riesce però ad incidere positivamente. Riparte allora il Sarzana nel contropiede, Tognacca scambia con Angeletti, ora Lavagetti, finte le Lavagetti per andare da Andrea Perroni, ora Tognacca, si fa vedere Lavagetti ma mantiene possesso palla Tognacca. Qui fischio dell'arbitro e irregolarità, fallo commesso da Lavagetti, sembra, per stecca alta. Riparte allora il Prato con Baldesi, servito Alberto Capuano. La conclusione potente, che però un po' troppo alta. Riparte allora subito il Sarzana, pallina in avanti per Lavagetti, eccola la conclusione incredibile di Lavagetti, questo tiro rasoterra che però colpisce il legno a portiere battuto. Sfortunato qui il Sarzana, poteva essere la doppietta di Alessio Lavagetti. Prosegue allora il gioco offensivo del Sarzana, con la pallina Perroni, scambio con Lavagetti, Angeletti. Si torna da Lavagetti in avanti, ora per Tognacca, il passaggio per destabilizzare la difesa, ecco che riceve nel dietroporta Lavagetti, ma c'è nuovamente il fallo per i rossoneri, sempre per stecca alta. Qui la conclusione potente di Lorenzo Capuano, stoppata da Perroni. Ecco che i rossoneri recuperano pallina, Angeletti, tante possibilità per lui, serve Perroni, si torna ad Angeletti, ora si va da Tognacca, la finta di Tognacca per tornare da Angeletti. Tognacca, ora Perroni, la conclusione di Andrea Perroni, non riesce però a centrare la porta, pallina che viene comunque raccolta da Angeletti, un altro palo clamoroso dei rossoneri, questa volta a colpire Andrea Perroni. Fortunatissimo il Sarzana in questo frangente, che riesce a trovare il tiro, riesce a trovare bene anche la porta, non è stato fortunato. In ogni caso pallina in possesso del Prato, Alberto Capuano con questo bel gioco riesce a trovare Baldesi, si allarga Baldesi, si rifà subito il Prato con la sfortuna, traversa piena di Maurizio Baldesi. Pallina ora in avanti per il Sarzana, ben recuperata da Benelli, si allarga ma si esprime in un ottimo intervento difensivo qui Alessio Lavagetti e fa recuperare pallina ai suoi. Proprio lui ora gestire il possesso palla, in avanti per Tognacca, Angeletti. Qui pallina persa malamente per il Sarzana, dall'altra parte Alberto Capuano. Provato il gioco, provato il dribbling su Perroni, ma abilmente riesce a salvare la situazione il portiere sarzanese. Scadono i 5 secondi a disposizione del Prato per superare la metà campo. Si ripartirà col possesso palla rossonero. Ecco che intanto entra il capitano del Sarzana, Matteo Pistelli, al posto di Lavagetti.
Servito ora Perroni, scambio con Capitan Pistelli, Tognacca, ancora pallina Pistelli, possibilità per avanzare qui, scambio con Angeletti, ora Perroni, le finte di Perroni in avanti, la conclusione che arriva direttamente al portiere, direttamente a Francesco Vespi, che respinge bene. Possesso palla però ancora rossonero, a gestire Pistelli che getta in mezzo questa buona pallina, era quasi arrivata Tognacca, recupera bene Alberto Capuano. Baldesi, la conclusione di Baldesi ben stoppata dalle stecche dei difensori. Ripartenza dei rossoneri dunque con Tognacca, un 3 contro 3 da davanti. Angeletti si allarga e conclude ma non riesce a essere incisivo. Ripartito il Prato con Benelli in avanti per il numero 21 Alberto Capuano che però sbaglia il suggerimento. Riparte allora il Sarzana. Perroni, fa vedere Angeletti e ottiene pallina. Servito ora Pistelli, ancora Perroni. In avanti per Tognacca, si riparte da Capitan Pistelli. Questa pallina in avanti alla ricerca di Tognacca, non troppo precisa, non riesce a trovare il compagno, dunque pallina persa già recuperata dal Prato. Lorenzo Capuano tenta il tiro al volo, non riesce però ad essere preciso. Si prova allora il Sarzana con Capitan Pistelli da lontano, prende però in pieno il pattino di Alberto Capuano che ora lotta chiuso all'angolo con Perroni. Pallina ben recuperata dai rossoneri che ora ripartono in contropiede. Pistelli, il tiro di Pistelli, forte ma troppo centrale, para bene Vespi. Qui il contropiede veloce del Prato che conclude con un altro nulla di fatto. Riesce a cavarsela ancora una volta la difesa sarzanese. Angeletti, ancora Angeletti nel recupero dietro porta. In avanti ora il Prato, qui non riesce Alberto Capuano a gestire questa pallina sulla balaustra, è un po' sfortunato nello stop. In ogni caso dall'altra parte Lorenzo Angeletti, pallina morbida indietro per Perroni, tanto spazio per lui, eccola la conclusione per la respinta Tognacca, il duello con Vespi ma si mette in mezzo Baldesi, fa ripartire il Prato. Ottimo intervento difensivo qua di Angeletti nel fermare l'azione, ma Benelli pericoloso in mezzo all'area, non riesce però a colpire chiaramente. Ci prova intanto il Sarzana, ci prova Angeletti, lo scontro tra Angeletti e Lorenzo Capuano. Riesce a mantenere palla il classe 2006 sarzanese. Scambio con Perroni, intanto in mezzo sempre a tendere pallina Mirko Tognacca, a gestire ora Pistelli. Pistelli in area, Pistelli tenta il suggerimento verso il compagno di squadra, non riesce però a superare le stecche dei difensori. Si ripartirà da questo ingaggio a 2. Non abbiamo detto, a gestire la gara questa sera l'arbitro è Mario Trevisan di Viareggio. Al tavolo Alessandro Capparelli, sempre di Viareggio. Tanto ripartito già il Sarzana, grande conclusione personale di Lorenzo Angeletti che riesce a trovare un bel tiro pulito. Si mette il casco Vespi, ancora a gestire palla in mezzo a 4 Lorenzo Angeletti. Alla fine riesce la difesa pratese a recuperare pallina e ripartire in contropiede. Ora con Lorenzo, mi correggo, Alberto Capuano, ma recupera bene Perroni. Riparte allora il Sarzana. Pistelli, la pallina in mezzo, riesce di fatto a superare tutte le stecche ma non trova la porta. Intanto a gestire pallina il neo entrato del Prato Oscar Barbani, in avanti per Capuano, Lorenzo Capuano, ora Baldesi, le finte di Baldesi, la conclusione, si allarga e para con il gambale Alessio Perroni. Ci riprova il Prato con questa pallina in avanti ma ci mette bene la stecca Tognacca. In ogni caso ha già recuperato il Prato, la conclusione di Barbani, rete splendida. Qui
del classe 2002, Oscar Barbani, recupera pallina a centrocampo, si allarga e trova una conclusione fantastica, un secondo palo difficile da leggere per Alessio Perroni. Dunque 2-1 il risultato qui al Palatori dopo 10 minuti di gioco. Rimonta del Prato e vantaggio. Tanto sostituzione proprio per il Prato. Entra in pista per la prima volta questa sera il classe 99 di Andrea Santoro. Si attende intanto che venga sistemata la condizione del casco del portiere pratese di Francesco Vespi. Barbani che in Coppa Italia aveva realizzato 3 reti, in campionato ne aveva già realizzata una, questa è dunque la seconda. Siamo già ripartiti, la conclusione di Angeletti, palo clamoroso, il terzo per il Sarzana questa sera. Il pallina ora Tognacca, all'indietro per Pistelli, si accentra Pistelli, la conclusione, cerca di metterci anche la stecca Mirko Tognacca, non riesce però a deviare il tiro rasoterra del capitano. Eccolo Capitan Pistelli con la pallina che si riaccentra, scambia con Tognacca, si fa vedere Angeletti, la finta di Tognacca, il passaggio è per Matteo Pistelli. Eccola la pallina per lui, riesce a deviare Tognacca ma non a indirizzarla verso la porta. Ancora possesso palla dei rossoneri in ogni caso. Perroni a gestire pallina. Pistelli, finta il piatto, ecco che si allarga, ora Angeletti! E un altro palo per il Sarzana. Riparte allora il Sarzana con questa pallina potente di Perroni alla ricerca di Tognacca che però non riesce ad arrivarci in tempo. Il Prato allora dall'altra parte, Lorenzo Capuano riesce a tenere bene palla, riesce a tenere questo bel suggerimento di Baldesi, non riesce però a superare Alessio Perroni. Eccolo Lorenzo Capuano in avanti per Santoro, scambio con Baldesi, ancora Santoro, Santoro! Si gira e trova il rovescio. Andrea Santoro, un tiro che poteva essere pericoloso per tutti gli uomini che c'erano davanti, per la difficoltà nel vederlo partire da parte di Perroni. In ogni caso riesce a cavarsela il Sarzana che in ogni caso ora deve rincorrere il gol di svantaggio. Gestire pallina a Tognacca, scambio con Pistelli. La conclusione di Pistelli e deviazione di Perroni, clamorosa, che però non trova la porta. Ci riprova Tognacca a buttare questa pallina in mezzo all'area, ma c'è il fischio dell'arbitro e fallo di squadra. Primo fallo di squadra commesso dal Prato questa sera. Tanto tra le proteste di Barbani, l'arbitro però ha preso la sua decisione, ripartirà il Sarzana da possesso palla, ecco che viene servito Pistelli, scambio con Perroni, si butta in mezzo Tognacca, la pallina è per lui, prende però in pieno Santoro questa esecuzione di Andrea Perroni. Riparte allora il Prato con Baldesi, fa vedere Lorenzo Capuano, ecco che riceve pallina, cerca di servire qui Santoro ma non si intendono bene i due compagni di squadra. Il Sarzana in ogni caso ci prova con Perroni, prende in pieno la stecca di Santoro che di fatto vola via. Recuperata la pallina però in ogni caso dal Prato che ora gestisce il contropiede offensivo. Pericolosissima qui la deviazione di Perroni sul tiro di Lorenzo Capuano. In ogni caso la pallina va alta sopra la porta, già ripartito il Prato con Baldesi all'indietro per Lorenzo Capuano, tanto spazio per lui, il piatto che rimane rasoterra, para senza troppe difficoltà Alessio Perroni, in ogni caso già recuperata la pallina dal Prato, ripartito il Prato con Baldesi, cerca di servire Santoro ma non riesce il numero 11 a colpire al volo, ma il Sarzana dall'altra parte con Angeletti, Tognacca qui sfugge l'occasione di superiorità numerica per il Sarzana, non sono stati abbastanza veloci nel concludere l'azione, ma c'è ancora il possesso palla rossonero a gestire pallina Perroni, Angeletti! Grandissima giocata di Andrea Perroni che serve lo smarcato Angeletti
E allora rete del 2-2. Sesta rete in campionato per il classe 2006 Lorenzo Angeletti. Ma soprattutto 2-2 qui al Palatoria, 11 minuti e 26 secondi dalla pausa. Ripartiti allora con il possesso palla pratese. Baldesi ci prova da lontano, ma il tiro va decisamente troppo in alto. Lorenzo Angeletti, che in Coppa Italia ha segnato 6 reti in 7 partite. Il campionato si trova ora a 6 reti in 4 partite. Totalità di 12 gol stagionali. È stato rientrato Lavagetti per il Sarzana a dare un po' di fiato a Pistelli, che come diceva il mister ha passato una brutta settimana a livello fisico. Mister pallina ora il Prato con Baldesi. Fa vedere Santoro, ecco che riceve pallina. Su di lui però il pressing di Tognaca. Santoro in ogni caso riesce a entrare in area. Ora nel dietroporta e fischio dell'arbitro, fallo per stecca alta commesso dal Prato. Già battuta la punizione dal Sarzana. Lavagetti in avanti per Angeletti, che lotta, riesce a superare Capuano. Ora nel dietroporta pratese Lorenzo Angeletti, 3 uomini su di lui addirittura, riesce a trovare lo smarcato Perroni. Tiro potente ma raso terra e lontano dalla porta. Nulla di fatto per il Sarzana, che in ogni caso mantiene il possesso palla. Sempre Andrea Perroni. Fischio dell'arbitro qua per trattenuta evidentemente ai danni del Sarzana. Già ripartito dunque il Prato con Lorenzo Capuano avanti per Barbani, in qualche modo Barbani verso Baldesi. Santoro, finte di Santoro, riesce ad accentrarsi Santoro, ma ci mette la stecca Andrea Perroni e rallenta un attimo il gioco pratese. Ora Barbani prende velocità il numero 4 pratese, ora nel dietroporta, ma riesce a recuperare pallina Lavagetti e qua trattenuto e fallo di squadra commesso proprio da Barbani. Sarzana che aveva battuto subito, deve però aspettare ecco qui la spiegazione del giudice di gara. Bisogna aspettare il fischio dell'arbitro. Nonostante le proteste di mister Vianna, il giudizio dell'arbitro è abbastanza chiaro. Ecco che viene recuperata la pallina per riprendere il gioco. Gestire pallina dunque Angeletti. Davanti il suggerimento per Tognaca, che in qualche modo addomestica ma recupera il Prato. È velocissimo Baldesi. Non riesce Baldesi a superare in 1 contro 1 Alessio Perroni. Riparte allora il Sarzana dopo quest'ultimo salvataggio. Angeletti si propone Tognaca con il taglio in mezzo, lo scambio per Lavagetti, ora servito Perroni. Tognaca, si fa vedere indietro Lavagetti, ecco che però suggerimento in avanti per Perroni. Nel dietroporta ora Perroni, la finta identica alla precedente, non riesce però Tognaca questa volta a sfruttare l'occasione. Il Prato ci prova e trova la rete. Rete del 3-2, realizza Andrea Santoro. 9 minuti dalla pausa riesce a tornare sopra il Prato con questa contropiede velocissimo. Santoro che realizza la seconda rete stagionale, una l'aveva realizzata in Coppa Italia, è la prima per lui e invece in campionato. Già ripartito intanto il Sarzana ora con Mirko Tognaca. Si muovono i compagni tanto là davanti, ecco che arriva il suggerimento per Perroni, la conclusione di Perroni, un bel rovescio, sfiora la traversa però è un po' troppo alto. Ora la pallina per Tognaca, ecco che si allarga Tognaca, si fa vedere Lavagetti là in mezzo, chiama pallina Angeletti, ecco che la riceve, scambia con Perroni, ultimi 6 secondi di gioco offensivo, la conclusione di Perroni e
Fischio l'arbitro e time out, primo time out di questa gara chiamato dalla panchina pratese. Una partita intensa sicuramente, due squadre che stanno creando tanto, il risultato tiratissimo, sicuramente siamo già sul 3-2. Intanto possiamo vedere i risultati in diretta del campionato di questa sera. Abbiamo partite di A1 e di A2 per la 2. Il Matera stasera ha vinto 6-2 con il Follonica, poi Castiglione SPV sul 2-2 e Pumas Camaiore un 2-0 per il Rotellistica Camaiore. A1 che stasera vede le partite tra Giovinazzo e Valdagno, un 2-1 per il Valdagno, Forte dei Marmi Grosseto 1-0 per il Forte, 0-0 tra Follonica e CGC Viareggio e Monza Lodi ancora sull'1-1. Qui al Palatori intanto si riparte a 8 minuti 18 secondi dalla pausa. Gestire pallina il Prato con Baldesi, scambio con Santoro, Barbani, si può vedere, ecco Baldesi che riceve pallina. Prato che non esegue sostituzioni, Sarzana che invece fa entrare per la prima volta stasera Andreani e rientra anche Capitan Pistelli al posto di Tognacca e Angeletti. Conclusione morbida di Baldesi, qui riesce a rispondere bene Perroni. Pallina già recuperata dall'Hockey Prato che ora parte in contropiede. Barbani tenta il suggerimento verso Baldesi ma ci mette bene la stecca Andrea Perroni e fa ripartire il gioco offensivo del Sarzana. Matteo Pistelli dietro porta, Matteo Pistelli deve gestire questa pallina, deve gestire la marcatura di Lorenzo Capuano. Fa vedere Andreani intanto in mezzo all'area, suggerimento per Perroni nella metà campo, la conclusione di Andrea Perroni che esce lontana dalla porta, pallina dunque raccolta da Pistelli che tenta la conclusione da lontanissimo, non trova però la porta. Ripartenza allora del Prato. Barbani trova Lorenzo Capuano, ora Baldesi, il dribbling di Baldesi, sta pallina ottima, attraversa tutta l'area, arriva direttamente da Santoro, non riesce a porta vuota a realizzare. È ripartito allora il Sarzana con Pistelli, ora scambio con Perroni, non riesce a superare Vespi qui con questa esecuzione Andrea Perroni, intanto vola a terra Pistelli ed è fallo di squadra commesso da Lorenzo Capuano. Fallo di squadra numero 3 commesso dal Prato. Ripartito già il Sarzana con Matteo Pistelli, scambio con Lavagetti all'indietro, fa vedere là davanti intanto Andreani, Lavagetti gestisce pallina, trova Pistelli, Perroni, ora Lavagetti, conclusione di Lavagetti, tiro fortissimo, un po' troppo lontano anche questa volta dalla porta. Ripartito il Prato ma grande intervento di Andreani, grandissimo intervento di Andreani che recupera pallina in un'ottima zona del campo e serve magnificamente Pistelli. Non riesce il capitano a realizzare questa splendida azione, però già ripartito il Sarzana in contropiede con Lavagetti, si allarga Lavagetti e trova Perroni, ora Pistelli, il tiro di Pistelli. Bel tiro di piatto che però non trova la porta. Riparte allora il Prato in avanti, questa pallina per Barbani, il taglio di Santoro, Barbani può proseguire e trova la conclusione. Piatto fortissimo, para bene in uscita Alessio Perroni. Sarà dunque ingaggio a 2. Già battuto e vinto dal Sarzana, il Prato però recupera subito pallina, un altro recupero là davanti di Andreani, è servito Lavagetti, azione del Sarzana che rallenta e si riparte allora da Matteo Pistelli, prende velocità Capitan Pistelli, la conclusione ancora una volta un po' troppo lontana dalla porta. Tanto fischio dell'arbitro, estrae cartellino giallo per
giocatore nella panchina del Prato per evidentemente proteste o comportamento scorretto. Dunque ammonizione per il giocatore del Prato. Intanto mister Vianna esegue un'altra sostituzione, rientra Tognacca al posto di Andrea Perroni. Proprio Tognacca a far ripartire il gioco. Scambia con Lavagetti, si accentra Lavagetti e serve Pistelli. Ancora Tognacca, Lavagetti, ultimi 5 minuti da giocare. Tanto servito Tognacca che però non riesce a stoppare bene. Ripartenza del Prato, Baldesi, palo clamoroso di Maurizio Baldesi. Nulla di fatto per questa azione del Prato, che tenta di rifarsi con questo possesso palla verso la metà campo. Servito Baldesi, si fa vedere Barbani, quello è il blocco di Barbani su Tognacca, pallina in avanti verso Santoro, 2 rossoneri su di lui, chiuso all'angolo. Qui Santoro riesce a mantenere il possesso palla, ci prova Lavagetti a trarre quella pallina. Intanto il fischio dell'arbitro, riparte il Sarzana. Pallina in avanti per Andreani, Lavagetti nel dietroporta, Tognacca che ora gestisce questa pallina, riesce a rifarsi dell'errore e recuperare questa pallina dalla stecca di Lorenzo Capuano. Servito ora Pistelli, si allarga Matteo Pistelli, Pistelli! Tiro fortissimo ma troppo impreciso. Ripartenza ora del Prato, Barbani riesce a entrare in area, ma quando era davanti alla porta non è riuscito a gestire la pallina. Dall'altra parte il Sarzana e la rete! Un'altra rete dei rossoneri, questa volta firmata Mirko Tognacca, e dunque pareggio dei rossoneri, 3-3. Gran ripartenza velocissima dei rossoneri che sfruttano al massimo l'occasione e realizzano. Gran giocata di Lavagetti che serve Tognacca, un Tognacca smarcato che non si fa sfuggire l'occasione. Intanto ci prova il Prato con questa contropiede velocissimo, con una mano rischiava di buttarla dentro e portarsi a casa il 4-3. Recuperata quindi la pallina dal Sarzana. Tognacca, finta il tiro Tognacca, servito ora Pistelli, Lavagetti, ancora Tognacca, Capitan Pistelli direttamente in porta, questa pallina riesce a coprire Vespi. Gran pressing di Andreani che riesce per la terza volta a recuperare pallina da davanti, serve Tognacca che davanti alla porta non riesce a superare Vespi. Era una grande occasione anche questa per il Sarzana. Ora Prato là in avanti, tenta la conclusione, tenta la ripartenza, ma ora dall'altra parte il Sarzana con Pistelli, e qua c'è il fischio dell'arbitro, fallo di squadra. Proteste del portiere di Francesco Vespi, dunque cartellino giallo. Può aver assegnato questa punizione al limite dell'area. Sulla pallina Lavagetti e Pistelli, vediamo cosa tenteranno i due giocatori. Pistelli, bel tiro di piatto che buca la barriera, riesce ad arrivare direttamente in porta. Qui è fallo di squadra commesso dal Sarzana, fallo di squadra numero 3. Riparte dunque il Prato. Baldesi da lontanissimo, dalla propria area, riesce a trovare questa conclusione. Sulla respinta si butta Barbani, ma la salva ancora una volta Alessio Perroni. Riparte allora il Sarzana, mancano 2 giri di lancetta al termine del primo tempo. Matteo Pistelli con la pallina, avanti per Tognacca, ancora Capitan Pistelli, indietro per Lavagetti che prende velocità, carica il rovescio, però è una finta, si torna allora da Pistelli, ancora Matteo Pistelli
Ancora 20 secondi di possesso palla per il Sarzana, si fa vedere in mezzo all'area intanto Andreani. Pallina all'indietro per Lavagetti, ora servito Tognacca, ultimi 10 secondi di possesso palla, Tognacca! Bel tiro di piatto, si tuffa Vespi ma il tiro non trova comunque la porta. Ripartenza ora del Prato, rete! Ripartenza di Maurizio Baldesi, ha fatto tutto da solo e ha trovato una splendida rete che regala ai suoi il ritrovato vantaggio 4-3. Velocissimo il classe 99 ad accentrarsi, poi allargarsi e trovare la conclusione fortissima sul secondo palo. Riesce a superare Alessio Perroni. Riparte allora il Sarzana, ancora una volta ad inseguire Matteo Pistelli. Ultimi 80 secondi di gioco prima della pausa. La pallina ora a Lavagetti, si fa vedere Tognacca che prende velocità, il classe 2005, la conclusione! Ma para Vespi, in ogni caso ancora possesso palla dei rossoneri. Lavagetti, finta il tiro, eccolo che arriva il tiro di Alessio Lavagetti, trova però nient'altro che i parastinchi del difensore pratese, ci riprova però il numero 77, scambio ora con Pistelli, ancora Lavagetti, Tognacca, taglio di Pistelli, Mirko Tognacca finta il piatto, poi serve Lavagetti, sempre là in mezzo ad attendere pallina, intanto Andreani, ultimi 10 secondi di possesso palla, Tognacca finta il tiro, poi Pistelli, piatto di Pistelli da buona posizione, non riesce però a levare questa pallina, tiro che rimane di fatto raso terra, niente di difficile da raccogliere per Vespi. Possesso palla intanto ora del Prato, già fermato dal Sarzana, recuperata la pallina là davanti per il Prato, Baldesi davanti alla porta, Baldesi! Conclusione di Baldesi, parata di Perroni, ultimi 6 secondi, la conclusione di Tognacca, tira da lontanissimo. Mancavano giusto pochi secondi, allora ci ha provato, nulla di fatto però, bella parata di Vespi, che di fatto senza troppa difficoltà. Termina dunque il primo tempo qui al Palatori, risultato sul 4-3, però potrebbe davvero ancora succedere di tutto, un gol di differenza abbiamo visto oggi che non è molto, anzi è veramente poco, le squadre hanno reso l'idea di quanto possono essere capaci di creare gioco, di creare gol. Ci rivediamo allora tra pochissimi minuti per il secondo tempo.
Eccoci ben ricollegati al Palatori di Sarzana per la terza di campionato di Serie 2. Sarzana contro Prato. Primo tempo che ha visto due squadre praticamente alla pari, lo dimostra il risultato 4-3 per gli ospiti di questa sera. Un buon inizio del Sarzana, poi rimontato e poi un continuo cambio di fronte, un continuo ribaltamento che ha regalato repentine reti sia da una parte che dall'altra. Prato che ricomincia questo secondo tempo dunque in vantaggio. Già rischierate in pista le due squadre. Quintetto pratese che rivede tra i titolari Benelli, Alberto Capuano e Maurizio Baldesi. Insieme a loro il subentrato Lorenzo Mugnai. Porta rimane dunque Francesco Vespi. Ok, Sarzana che riparte con il quintetto iniziale: Tognacca, Lavagetti, Angeletti, Perroni e Alessio Perroni in porta. Sarzana che riparte con il possesso palla, non appena l'arbitro, ecco che arriva il fischio, riparte dunque il Sarzana. Conclusione subito di Lavagetti che tira da lontanissimo, quasi ad aprire l'azione, copre bene però Vespi e fa ripartire l'azione offensiva del Prato che trova di fatto il tiro, già terminata. Riparte dunque Sarzana con Mirko Tognacca, scambio con Angeletti, si fa vedere Tognacca, ecco che riceve pallina. Lavagetti si butta in mezzo, la pallina è per Tognacca, tenta la conclusione, tiro che però non accumula potenza, non riesce ad intimidire il portiere. Un'altra occasione però per il Sarzana, Angeletti, si fa vedere Tognacca, gran giocata di Angeletti che trova Tognacca che schiaccia la pallina, non riesce però a centrare la porta. Intanto dall'altra parte Baldesi tira fortissimo in pieno casco di Perroni che richiama l'azione. Ci vuole un attimo di sosta per accertarsi delle condizioni del portiere. Si è alzato subito, non appena subito il colpo. In effetti un colpo così potente da pochi metri, direttamente in piena fronte. Sembra che però si possa continuare. Si riparte da questo ingaggio a due. Recupera pallina Alberto Capuano, ma si fiondano su di lui ben due difensori. Riparte il Sarzana con il contropiede. Perroni, per vederla davanti Angeletti, il tiro di Perroni. Angeletti non riesce a battere sulla respinta, ci riprova comunque Angeletti, qui batte la pallina, batte sul petto di Lavagetti, dunque fischio dell'arbitro, si riparte con il possesso palla del Prato. Maurizio Baldesi che sgancia in avanti per Alberto Capuano, recupera questa pallina, Alberto Capuano vola in terra qui. Il classe 2001, ma è tutto regolare secondo Trevisan. Tanto fischio dell'arbitro, 5 secondi che scadono per il possesso palla nella metà campo del Sarzana. Ripartirà dunque il Prato. Alberto Capuano all'indietro per Baldesi, tenta la conclusione Baldesi ma prende in pieno i pattini del compagno di squadra. Scadono proprio ora i 5 secondi invece per il Prato. Già battuto da Lavagetti, scambio con Perroni che ora nel dietro porta. Perroni, Andrea Perroni, un'altra occasione per lui, non riesce in due tempi a superare Francesco Vespi. Riparte allora il Prato, servito in avanti Benelli, è liberissimo Alberto Capuano, non riesce qui però Benelli a servire il compagno di squadra, smarcato. Ripartenza allora del Sarzana, Angeletti, finta il piatto, Angeletti! Finta il piatto, serve poi Lavagetti con questo passaggio potente, non riesce il compagno di squadra a concludere a rete. Ripartenza allora del Prato con Mugnai, si accentra Mugnai, poi trova la conclusione, però lontana dalla porta. Già recuperata dal Sarzana questa pallina, Tognacca, scambio con Perroni,
si accentra Andrea Perroni, scambia ora con Angeletti, Tognacca, finta il tiro Tognacca, ora scambia con Perroni che ora si allarga, pallina in avanti buona per Tognacca, non riesce però ad arrivare in tempo il classe 2005. Recuperata questa pallina dal contropiede gestito da Baldesi, riparte allora il Sarzana con Andrea Perroni, però c'è il fischio dell'arbitro, irregolarità commessa dall'Hockey Sarzana. Ripartirà dunque il Prato, già battuta questa punizione, servito Alberto Capuano là davanti, però si fionda su di lui la difesa sarzanese, fa ripartire il gioco offensivo. Mirko Tognacca in avanti per Angeletti, fa vedere là in mezzo Lavagetti, ma Angeletti è pressato da Mugnai, deve tornare indietro la Tognacca, scambio con Perroni, il tiro di Perroni direttamente sui pattini di Benelli, pallina che rimbalza e arriva ad Angeletti, si torna da Perroni, ecco l'altra conclusione di Perroni, non riesce però a superare Vespi. Ripartenza allora del Prato, Alberto Capuano, su di lui si fionda Tognacca, pallina però ancora in possesso del Prato, Lorenzo Mugnai, tiro fortissimo del numero 8 Lorenzo Mugnai, che si allarga e trova una bella conclusione sul primo palo. Perroni questa volta fuori posizione, non riesce probabilmente a veder partire la conclusione, e dunque 5-3 per lo Startit Prato. Sarzana che ora deve inseguire 2 reti di svantaggio. Angeletti tenta la conclusione da lontanissimo, cerca di recuperarla Tognacca, fischio dell'arbitro, Tognacca recupera questo fallo di squadra numero 6 commesso dal Prato. Un'altra occasione per il Sarzana, Tognacca, le finte, alla fine Baldesi capisce tutto, fa ripartire il contropiede, Maurizio Baldesi per Benelli che però non trova la rapidità per concludere. Perroni dall'altra parte, il Sarzana con Angeletti, un'altra opportunità per i rossoneri, l'alza e schiaccia di Angeletti però murato da Baldesi. Ci riprova il Sarzana là davanti con Perroni, dietro per Tognacca, si accentra qui Tognacca, scambio con Lavagetti, Angeletti, finta la conclusione Angeletti, poi serve Perroni, eccola la conclusione di Perroni che deviata arriva direttamente nel viso di Benelli. Sembra che però si possa continuare a giocare. Possesso palla che rimane dei rossoneri. Mirko Tognacca indietro per Lavagetti, Angeletti, ultimi 5 secondi per concludere l'azione. Perroni, conclusione molto alta, ci arriva però con il guantone Francesco Vespi. Possesso palla ora del Prato, che arriva da Alberto Capuano, Maurizio Baldesi, le finte del numero 5, scambia ora con Mugnai, la conclusione di Mugnai, deviata da Capuano, la conclusione qui di Baldesi che trova un incredibile palo, il terzo credo per lui questa sera, la rete di Lorenzo Angeletti che con gran savoir-faire si destreggia in mezzo alla difesa pratese e sdraiando Vespi riesce a trovare la rete del 5-4. Partita aperta più che mai qui al Palatori, ancora tantissimo da giocare, solo un gol di differenza e due squadre che hanno sicuramente ancora tanto da dimostrare. Tanto rientrano in pista Pistelli e Andreani, eccolo Pistelli che recupera pallina, cerca di servire Angeletti ma riesce a recuperare il Prato qui con Alberto Capuano, su di lui il pressing splendido di Andreani, servito Pistelli, ripartito allora il Sarzana, scambio con Perroni, Angeletti,
Finta qui di Angeletti, poi il suggerimento un po' impreciso, ripartito allora il Prato con Mugnai. Capuano, scambio con Baldesi, si fionda su di lui Pistelli, ma Baldesi riesce a dribblare e servire Alberto Capuano. E un'altra conclusione questa volta di Benelli, in tuffo clamoroso di Perroni, salva il Sarzana da un pesante, da quello che sarebbe stato un pesante 6-3, 6-4, ripartito allora il Sarzana con Pistelli, ora nel dietroporta Pratese, all'indietro per Angeletti, si allarga qui Angeletti, la conclusione, ci mette il guantone Francesco Vespi, ripartito allora il Prato, Capuano tenta la conclusione ma ancora una volta ci mette la stecca Andreani. Ancora in avanti però il Prato con Baldesi che tenta con il suggerimento verso Benelli, non riesce però classe 96 a trovare la conclusione. Gestire pallina ora Mugnai. Mugnai sempre verso la metà campo, il suggerimento alla ricerca di Alberto Capuano, capito tutto Angeletti che serve ora Perroni, Andreani ancora verso Perroni, è ripartito allora il Prato con Benelli, gran parata ancora una volta di Alessio Perroni, peccato per la buona occasione ora qui del Prato e prima del Sarzana, ci riprovano i rossoneri, pallina di Andreani verso Perroni, avanti per Pistelli, gioca nello stretto in questo frangente il Sarzana, Angeletti, tiro fortissimo, la posizione estremamente defilata, non riesce a superare Vespi, allora all'indietro per Pistelli, ancora Angeletti, questa volta entra, che tiro fortissimo, riesce a bucare Vespi sul primo palo, Lorenzo Angeletti, tripletta personale questa sera e soprattutto pareggio ritrovato, ottava rete per lui in campionato, 14ª in stagione, classe 2006 Lorenzo Angeletti. Siamo già ripartiti intanto, già terminata l'azione offensiva del Prato che rischiera in pista il numero 11 Santoro. Rimane invariata invece la formazione sarzanese. Intanto qua c'è l'intervento di Mugnai su Angeletti ed è cartellino blu per il numero 8 Pratese. Se fosse possibile rivedere il fallo su Angeletti, magari lo rivedremo successivamente. Ora non è possibile, Angeletti sembra sia stato schiantato contro la balaustra, dunque cartellino blu e punizione di prima. Angeletti che viene sostituito da Lavagetti, rientra anche Tognacca al posto di Pistelli, Lavagetti che si occuperà di battere questa punizione alla ricerca della doppietta personale, alla ricerca del vantaggio. Vediamo se tirerà direttamente come al suo solito. La posizione c'è, il piatto, tiro di piatto di Lavagetti che in Coppa Italia gli ha regalato 3 reti. Ecco il fischio dell'arbitro, se la porta avanti Lavagetti e la rete! Eccola la rete di Alessio Lavagetti, doppietta per lui questa sera. Quinta rete per lui in campionato, ottava in stagione. E Sarzana che torna in vantaggio 6-5, quando mancano 16:40 al termine. Formazione pratese che ritrova dunque il quarto uomo di movimento, rientra Lorenzo Capuano, non aveva ancora fatto il suo ingresso in pista in questo secondo tempo e qui però è rigore, fischio dell'arbitro, è il fallo commesso da Andrea Perroni che scivola dentro l'area e tocca la pallina, dunque inevitabile il giudizio arbitrale.
Sfida tra classe 99, Alessio Perroni a difendere e Maurizio Baldesi al tiro. Eccola la conclusione, raso terra, para in tuffo Alessio Perroni. Ci riprova Baldesi nella respinta, ma non riesce a superare Perroni. Si salva allora il Sarzana pochi istanti dopo aver ottenuto il tanto sudato vantaggio. Ci prova qua Perroni con la gran giocata in mezzo all'area verso Tognacca. Ancora pallina verso Perroni, ora Pistelli. Non riesce a deviare il tiro di Andrea Perroni, dunque riparte il gioco offensivo pratese con Santoro. All'indietro per Lorenzo Capuano. Baldesi sulla stecca, sulla pallina si butta Andreani. Grande intervento difensivo che ferma tutto. Santoro per Lorenzo Capuano. Ora Baldesi, si accentra Baldesi, finta il tiro e torna verso Santoro. Lorenzo Capuano. Ora Baldesi. Davanti per Alberto Capuano, ancora Baldesi. Le finte di Baldesi! E la respinta anche di Santoro, non riesce però a trovare la porta quest'ultimo. Ripartenza allora del Sarzana con Pistelli, si fa vedere in mezzo Andreani. Pistelli ora nel dietroporta, far schierare bene i suoi. Dietro per Perroni. Andreani, ora ultimo uomo della difesa sarzanese. Scambio con Perroni. La conclusione di Perroni, un po' troppo alta sopra la porta. Ripartirà dunque il Prato dopo quest'ultimo tentativo del Sarzana. Baldesi. Fa vedere Capuano, ecco che riceve pallina. Ora Alberto Capuano. Si butta in mezzo a Tognacca, recupera pallina, eccolo Pistelli, Pistelli! Grande occasione qui fallita per i rossoneri, aveva fatto tutto benissimo il duo offensivo Tognacca Pistelli. Alla fine il capitano non riesce a superare Vespi in 1 contro 1. Un'altra occasione ora per i rossoneri. Pistelli in avanti per Andreani, su di lui il pressing di Santoro. Andreani costretto a tornare indietro da Capitan Pistelli. Ora si arretra ancora per Perroni. Tognacca. Ora Perroni. Avanti per Tognacca. C'è la deviazione però di Lorenzo Capuano che manda la pallina fuori dalla pista. Ripartirà dal possesso palla sarzanese. Intanto un altro cambio per il Prato. Fuori Alberto Capuano, al suo posto rientra Barbani. Eccolo Tognacca, gran pallina per lui. Tentato la giocata, non riesce però a trovare la doppietta personale. Riparte ora il Prato in fase offensiva. Barbani, Lorenzo Capuano, il dribbling del numero 3. Pallina in avanti verso Santoro, però capisce tutto Perroni e recupera bene pallina. Scambio con Pistelli. Fa vedere Tognacca dietro porta, ecco che riceve pallina. Il taglio di Pistelli che ora riceve il passaggio di ritorno. Ancora Tognacca. Ancora Pistelli. Ora Tognacca attende le pallina dentro l'area. Eccola questa pallina intercettata però bene da Santoro che tenta la conclusione, ma para bene Perroni. E ripartono allora i rossoneri. Tognacca. Gli sfugge questa pallina. Non riesce qui a servire Perroni. Riparte allora il contropiede pratese. Barbani. Scambio con Baldesi. Tiro potente di Maurizio Baldesi, direttamente però sui pattini del difensore sarzanese. Ancora fase offensiva però del Prato. Barbani. Ora Baldesi che tenta il suggerimento al volo verso Lorenzo Capuano, ma capisce tutto il capitano sarzanese. Pistelli che tenta qua il suggerimento verso Andreani. Un'altra occasione per i sarzanesi. Andreani ci ha provato il classe 2009, non riesce però a trovare la porta Giampiero Andreani.
Gestire pallina ora Pistelli, in mezzo ad attendere ancora Andreani, la pallina però va indietro per Tognacca che ci prova. Intercettata questa pallina dalla difesa pratese. Ripartenza allora del Prato con Barbani. Le finte di Barbani, si accentra Barbani! Grandissimo dribbling del classe 2002, non riesce però con l'esecuzione a trovare la porta. Si riprova il Prato ora con Lorenzo Capuano, le finte, la conclusione! Raso terra verso il secondo palo, non è però precisa. Ripartenza allora del Sarzana, Tognacca, si fa vedere Andreani, eccolo, Andreani che riceve pallina, Tognacca in mezzo, Andreani! Ci hanno messo forse un po' troppo qui i rossoneri a concludere l'azione. Termina con una pallina un po' troppo alta, un po' troppo lontana dalla porta e dunque fischiano l'arbitro e time out. Time out chiamato dalla panchina pratese. Tanto i risultati in diretta: Castiglione in vantaggio sull'SPV Viareggio per 6-2 e Pumas Viareggio ancora in svantaggio per 2-1 contro il Camaiore. Qui al Palatori ancora 11 minuti, 8 secondi da giocare. Sarzana in vantaggio per una rete sullo Startit Prato. In questi 14 minuti di secondo tempo abbiamo visto solo 3 reti, però le squadre, c'è da dire, sono davvero date da fare, hanno davvero realizzato tantissimo. Sicuramente ne vedremo ancora più di qualcuno. Sarzana che riparte dopo questo time out con il rientro di Angeletti al posto di Tognacca. Prato che invece non esegue sostituzioni. Eccolo Angeletti che riceve pallina, si butta in mezzo Andreani, ma la pallina va all'indietro verso Perroni. Ancora Angeletti. Angeletti si accentra, serve ora Andreani, Perroni. La conclusione di Perroni, potente ma poco precisa. Riparte ora il Prato con Baldesi, servito Lorenzo Capuano che tenta qui di servire Santoro, ma la pallina viene ben recuperata dai rossoneri. Ripartite ora con la gestione di pallina di Pistelli. Matteo Pistelli scambia con Angeletti. Ora Perroni si accentra e serve Andreani. Angeletti con la finta di Angeletti, però capisce tutto Lorenzo Capuano, serve Baldesi, Baldesi realizza la rete del 6-6 Maurizio Baldesi, seconda rete per lui questa sera. Grave pallina persa in mezzo al campo qui per il Sarzana, gli è costata un gol pesante il pareggio ritrovato del Prato. Si riparte dal 6-6 allora. Angeletti, Pistelli scambia con Perroni, si accentra Perroni, finta la conclusione, ecco che arriva la conclusione, respinta prontamente da Lorenzo Capuano. Stesso palla ancora rossonero, ci prova Andreani con il piatto che rimane a raso terra, ben raccolto da Pistelli. Scambio con Andreani, Perroni, la conclusione di Perroni e la respinta di Pistelli, non riesce però a superare il difensore. Eccolo Barbani in avanti per il possesso palla pratese, scambia all'indietro per Baldesi, suggerimento verso Santoro, ma capisce tutto la difesa sarzanese. A gestire pallina ora Angeletti, scambio con Perroni, ancora Angeletti, si butta in mezzo Perroni, la conclusione del classe 2006. Non riesce però a trovare fortuna là davanti, è recuperata la pallina dal Prato, dunque a gestire Baldesi. Cambio con Barbani, Santoro, ora Baldesi. Prende velocità Maurizio Baldesi, su di lui il pressing di Andreani. Baldesi, questa pallina che attraversa tutta l'area, non riesce a trovare una stecca
amica. Tanto la conclusione di Santoro, raccolta la pallina da Andreani, fa ripartire il contropiede sarzanese, costretto però a fermarsi, il classe 2009. Ora servito Angeletti, scambio con Pistelli, ancora Angeletti, Perroni, finta il tiro, Perroni! Alla fine arriva la conclusione di Andrea Perroni. Nonostante le proteste di Pistelli che lamenta una deviazione, stesso palla sarà Pratese. Si riparte dunque con Baldesi su di lui, il pressing di Angeletti, tenta il tiro, allora Baldesi che prende in pieno la figura del compagno di squadra là davanti, e riparte allora il Sarzana. Andrea Perroni tenta ancora una volta il tiro, ancora una volta però troppo alto. Ripartenza allora del Prato, Santoro scambia con Baldesi, Lorenzo Capuano, finta il tiro, Capuano in avanti ancora per Baldesi che si gira. Ora nel dietroporta sarzanese Maurizio Baldesi non riesce a creare gioco là davanti, si torna allora da Barbani, Capuano, Santoro, ripartenza ora del Sarzana con Pistelli, Andreani da solo, Andreani! Non riesce qui Giampiero Andreani a realizzare, ma c'è un'altra occasione per i rossoneri. Matteo Pistelli, Pistelli! Trova la conclusione, non trova la porta. Ancora possesso palla però per i rossoneri. Stavolta ci prova Angeletti che ancora una volta tira troppo alto. Ripartenza allora del Prato con Barbani che si distreggia là in mezzo al campo con il suo dribbling. Scambio ora con Baldesi. Santoro tenta il dribbling su Pistelli e ora vola a terra il numero 11 Pratese, ma è tutto regolare secondo il giudice di gara Trevisan che era lì a pochi passi. Con la pallina ora il Sarzana, Perroni. Si fa vedere, riceve pallina Angeletti, la conclusione di Angeletti deviata e raccolta da Pistelli. Ora Perroni, il blocco di Andreani, il tiro di Perroni però rimane a raso terra, può essere un problema per il portiere. Recupero e ripartenza ora del Prato. Baldesi che attende che si schierino bene i suoi. Eccolo Baldesi con il dribbling, si avvicina alla porta, ora scambia con Santoro. Barbani, si centra Barbani e ritrova Baldesi. Lorenzo Capuano, Santoro ma recupera Pistelli, bel tiro potente, posizione defilata, non riesce però a superare Vespi che blocca bene questa pallina. Dunque fischio all'arbitro e secondo time out chiamato dalla panchina del Prato. 6 minuti di gioco ancora sul 6-6. Tanto Castiglione Viareggio sul 7-2. Pumas Camaiore ancora sull'1-2. Che vengono richiamate in pista le formazioni delle due squadre, invariate dopo questo time out. Rimangono i quintetti che hanno lasciato la pista pochi istanti fa. Si ripartirà dunque da questo ingaggio a 2 dopo l'ottimo intervento di Francesco Vespi. Gaggia 2 vinto da Giampiero Andreani, ripartito allora il Sarzana con Perroni che trova la conclusione. Tiro di piatto che rimane un po' basso, non riesce a creare problemi. Ci riprova Angeletti con la conclusione e la realizza Giampiero Andreani. Però a interrompere tutto è il giudice di gara che
che lamenta il fallo di Pistelli, che evidentemente ha colpito pallina da terra. Dunque punteggio che rimane 6-6, si riparte dal possesso palla del Prato a gestire Baldesi, che trova la conclusione praticamente da dietro porta. Pallina che per poco non trova il palo. Ripartito allora il Sarzana là davanti, Angeletti si destreggia in mezzo a tre, poi trova Andreani là dietro, ci riprova Andreani, la rete realizzata questa volta da Matteo Pistelli. Il capitano ritrova il vantaggio. Prima rete per lui questa sera, realizza deviando magnificamente il tiro di Andreani. Capitan Pistelli che realizza la quarta rete in campionato, 10ª rete stagionale. E dunque 7-6 a 5 minuti 11 secondi dal termine qui al Palatori. Riparte il gioco offensivo del Prato, il possesso palla là nella metà del campo. Gestire pallina ora Baldesi, la conclusione di Baldesi, ci mette una pezza Perroni che perde anche la stecca, ma ciò che conta è che vi ha salvato i suoi. Là davanti Andreani, l'ha messa dentro, questa volta è tutto regolare, Giampiero Andreani. E dunque 8-6 per i rossoneri. Dopo questo gran dribbling di Angeletti, che in mezzo a due riesce a mantenere pallina in mezzo all'area avversaria, sulla prima conclusione Paravespi, poi sulla respinta riesce a segnare Giampiero Andreani. Seconda rete stagionale per lui. Una l'aveva realizzata in campionato, in Coppa Italia, questa è la prima in campionato. Tanto ancora con il possesso palla i rossoneri. Pistelli scambia con Perroni, fa vedere Angeletti, ecco che riceve pallina. Pistelli davanti per Andreani, non riesce qui a superare la difesa di Maurizio Baldesi, che ora gestisce il contropiede. Lorenzo Capuano finta il rovescio, poi scarica verso Barbani, ora Baldesi, conclusione di Baldesi, però fischio dell'arbitro per stecca alta, fallo commesso dal Prato e time out chiamato ora dal Sarzana. Primo time out chiamato dai rossoneri in questo secondo tempo. Intanto rivediamo le ultime reti. Tre minuti 55 secondi ancora da giocare. Siamo sull'8-6. Una partita però ancora in qualche modo aperta. Mister Bianchi che deve riattivare i suoi, sollevare il morale della squadra per riaprire una partita in cui che il Prato ha gestito magnificamente dal primo all'ultimo minuto, almeno finora. Sarzana che deve gestire di fatto un difficilissimo doppio vantaggio, un pesante doppio vantaggio. Già ripartiti i rossoneri con Capitan Pistelli in avanti verso Angeletti che deve gestire il pressing di Santoro, riesce a gestirlo e ad uscire dalla difesa, si butta in mezzo anche Lorenzo Capuano, ma ne esce Angeletti. Alla fine l'aggiunta di Barbani riesce a far recuperare pallina al Prato. Ci mette la stecca qui Perroni a fermare l'azione pratese. Ci prova Lorenzo Capuano, ma un altro miracolo di Perroni. Salva il Sarzana. Barbani recupera pallina là davanti. Barbani alza e schiaccia. Si schiaccia un po' impreciso. Ha cercato di sfruttarlo Baldesi, però tocca la pallina troppo in alto. Ripartenza del Sarzana. Qui Angeletti si fa sfilare la pallina, se la allarga un po' troppo e rallenta il contropiede, però riesce già a recuperare pallina e
ottenere questo sesto fallo di squadra commesso dal Prato. Ancora Pistelli a gestire pallina da ultimo uomo, costretto a gettarla in avanti. Questa viene raccolta da Santoro, ora scambio con Barbani. Tenta la conclusione Barbani. Pallina un po' troppo alta. Ora Lorenzo Capuano. La respinta di Barbani. Raccoglie Angeletti qui. Tirato a terra Lorenzo Angeletti. Cartellino blu per Oscar Barbani. Dunque un'altra occasione per il Sarzana di aumentare il vantaggio. Ci proverà Andrea Perroni. Perroni che si porta la pallina sul rovescio. Opterà evidentemente per il dribbling. Ok, il portiere, fischio dell'arbitro, parte Perroni sulla sinistra, ora sulla destra. Gran giocata di Andrea Perroni che si allarga, si riaccentra e poi con gran gesto si fa passare la pallina sotto le gambe e dribbla magnificamente Francesco Vespi, portando il risultato sul 9-6. Prato che rischiera in pista Alberto Capuano. Ci prova da lontanissimo Maurizio Baldesi. C'è la deviazione di Andreani che manda la pallina estremamente in alto. Dunque si ripartirà dal possesso palla pratese. Già battuta questa pallina dal Prato. Alberto Capuano cerca il compagno in mezzo all'area da servire. Tenta il passaggio verso Lorenzo Capuano che alla fine riottiene pallina ma difende bene Tognacca e gestisce il contropiede. Qui però è fallo di squadra commesso dal rossonero. Dunque riparte il Prato con Baldesi, scambio con Lorenzo Capuano. La conclusione di Capuano deviata, finisce lontanissimo dalla porta. Ripartenza allora dei rossoneri. Andreani in avanti per Tognacca che lotta ma non riesce a superare i Baldesi. Dunque ripartenza pratese. Santoro in avanti per Lorenzo Capuano che con questo suggerimento fa attraversare alla pallina tutta l'area. Nessuno riesce però a deviarla. Matteo Pistelli cerca di buttarla in avanti. Scadono però i 5 secondi per superare la metà campo. Riparte allora il Prato. Ultimi 90 secondi da giocare. Ci prova Baldesi col rovescio fortissimo, ma para senza difficoltà Perroni. Ripartenza allora del Sarzana. Pistelli cerca il compagno da servire. Ecco Andreani che però si allarga troppo la pallina. Ripartenza allora del Prato con Baldesi. Baldesi, ecco qua che non riesce a concludere. Pallina che sfila dall'area sarzanese e arriva direttamente all'ultimo uomo pratese, Lorenzo Capuano. Ripartenza ora del Sarzana, pallina in avanti verso Perroni, però un po' imprecisa, non riesce a raggiungere. 57 secondi da giocare. Si ripartirà dal possesso palla pratese. Già battuto qui la punizione dal Prato. Alberto Capuano cerca il dribbling ma Pistelli capisce tutto. Pistelli si allarga ma poi rientra la difesa. Eccola la pallina in avanti per Andreani nel dietroporta per arrivare a Tognacca. Perroni si fa vedere. Tognacca, pallina per Andreani, ancora Perroni, passaggio di ritorno verso Andreani, non riesce però ad arrivare a destinazione. In avanti il Prato con Alberto Capuano, il dribbling del numero 21, riesce però a fermare tutto Andrea Perroni. Ripartenza allora dei rossoneri per la corsa finale. Andreani in mezzo a due, riesce a trovare Pistelli, qui sbagliano i tempi, non si intendono Tognacca e capitano Pistelli. Allora ripartenza del Prato con Santoro che realizza la rete del 9-7.
doppietta per Andrea Santoro quando mancano 3 secondi al termine. E termina così la gara tra Sarzana e Prato, terza giornata di campionato, estremamente positiva per il Sarzana che trova la seconda vittoria, 6 punti in classifica. Prato che non riesce a spostarsi dall'ultima posizione. Terza sconfitta per i ragazzi di mister Bianchi. Partita combattutissima dal primo all'ultimo minuto, lo dimostrano le reti segnate, lo dimostrano i minuti in cui sono state segnate le reti. Sarzana che riesce a superare il vantaggio e mantenere lo svantaggio e mantenere il vantaggio fino all'ultimo. Ottima prova di carattere per i ragazzi di mister Vianna. Prossimo incontro, prossimo appuntamento per il Sarzana li vedrà fuori casa ad Anno Nuovo, infatti il 4 gennaio a Viareggio contro il Puma Sancora, mentre Prato che cercherà i primi punti stagionali in casa contro il Roller Matera. Qui dal Palatori è tutto, un saluto e un ringraziamento da Lorenzo Venè, grazie per averci seguiti, buona serata a tutti.